Eccoci qua, dopo voglio sentire però anche Livieri, quindi non vabbè, si... Prego, no, ma innanzitutto voglio rispondere al sindacalista della CGIL che dice che la colpa della lista di attesa in Veneto è dei medici ospedalieri che fanno libera professione e dei medici di famiglia. Io ritengo sia un'affermazione assolutamente infondata, si assume anche responsabilità di quello che dice e poi lo dovrebbe anche dimostrare, perché questa è mistificare veramente le cose. La colpa della lista d'attesa è di una richiesta eccessiva che c'è sicuramente da parte dei cittadini, certe volte forse anche impropria, ed è dovuto soprattutto a politiche regionali che potrebbero abbassare le liste di attesa che non sono state fatte. Quindi lavorare sia appunto su un'appropriatezza delle prescrizioni e dall'altro lato da una maggiore offerta dei pacchetti di prestazioni. Cosa vuol dire offerta? Perché è stato fatto uno studio, io ho visto che se più si dai parla l'offerta c'è domanda. Di piano sociosanitario. Io non la penso come il collega Lunghi, nel senso che non è vero che vogliamo fare un altro piano sociosanitario. Siccome io l'ho votato questo piano, è un ottimo piano, e qua me lo sono portato dietro apposta. Grazie. Prego. Ma è un piano che ha votato tutto il Consiglio. No. E quindi noi ci abbiamo lavorato, ci siamo astenuti. Una passata all'unanimità, ma io l'ho votato perché ci sono delle parti fondamentali da una buona riorganizzazione del Veneto, questo piano sociosanitario. Qual è il problema? Che il piano non è attuato, non è applicato, questo è il problema, quindi noi dobbiamo farne un altro. In questo piano ci sono dette cose interessantissime, che bisogna ridurre le URSS, ma perché non è stato fatto in questi 3 anni non si capisce, non dipende mica da Roma sta cosa qua, che bisogna investire più sul territorio. Dopo 3 anni arriva in campagna elettorale la delibera di accordo con i medici di famiglia che dovrebbero fare le medicine integrate, di cui i fondi dovrebbero, non si capisce. Ma il disaccordo era dovuto anche all'importo, alla cifra, se non sbaglio, sono anche delle questioni di soldi. Io dico che la politica, chi si assume responsabilità politiche, cioè io ho fatto l'assessore in comune a Padova, io non è che dicevo ogni volta che era colpa di Venezia, di Roma o di Bruxelles, ero io che gestivo e mi assumevo la responsabilità. Sul piano sociosanitario, la Giunta, l'assessore Zaia, su cui avrei tanto da dire sulle cose che ha detto, e vorrei poi se un attimo rispondere anche a qualcuna, si deve assumere proprio responsabilità e andare avanti. Però, non si può dire Pipitone, però niente di quel programma è stato fatto. Di quel programma, cosa è stato fatto di quel programma? A me risulta che le cose sono andate come dovevano andare, nel senso che non è stata approvata niente del programma. L'unica cosa che è passata in 5ª commissione adesso sono le medicine integrate. Le faccio un esempio: abbiamo fatto una legge sul diabete. Io sono stato il promotore, sono diabetologo, è stata un'ottima legge, è stata fatta. Quella legge doveva essere finanziata con 11 milioni di euro, non è mai stata finanziata, riguarda 300.000 pazienti diabetici, dove in alcune parti la rete diabetologica funziona benissimo, in altre parti no. Per esempio domani mattina sono all'ospedale di Bassano per continuare il mio giro per verificare se è applicata correttamente oppure no la legge. Poi avrei da dire per esempio scusami, oggi... No, una alla volta, se no non riesce a rispondere, assessore. Già Stefano l'ha fatto perché sennò altrimenti uno si dimentica le varie cose, c'è tempo. Vabbè, 2 cose, dopo così si appunta tutto e riesce a rispondere. La prima cosa è che poi bisogna, sono d'accordo, diceva Bottaccini prima, e anch'io porto un mio piccolo esempio. Noi in Veneto abbiamo quella cosa folle che si chiama ticket multiplo, in cui tu ti fai un prelievo e se hai più ricette rosse paghi 10 euro ogni ricetta se hai un reddito superiore. Sei morto, cioè vuol dire sei morto, lo dicono i Mia cittadini. moglie ha fatto un prelevo la settimana scorsa, costava 61 euro dal pubblico, ha pagato 41 euro dal privato. Questo l'assessore lo sa, perché noi abbiamo approvato una mozione presentata, sottoscritta e votata da tutti all'unanimità, che già 3 anni fa chiedeva di eliminare il ticket multiplo. Io dico, fai un prelevo, paghi un ticket. Non è che per un prelevo devi pagare più ticket perché ci sono più di 8 esami. Questo ha creato un danno erariale alla Regione Veneto, e l'assessore lo sa, di più di 20 milioni di euro, va bene, che sono andati al privato, mentre noi comunque l'ambulatorio lo dobbiamo tenere aperto al mattino, con gli infermieri, con i biologi. No, chiarissimo. Vorrei dare la parola all'assessore, perché altrimenti vengono fuori troppe cose e dopo non si riesce a rispondere. Allora, partirei dalle medicine di gruppo. Medicine di gruppo che sarebbero i medici di base che prestano, si turnano, certo, esatto, per sopperire ai codici bianchi, insomma. Certo. È un lavoro che è partito ancora nel 2012, pari pari col decreto Balduzzi, e siamo riusciti a concludere circa un mese fa, anche perché è stato accennato più e più volte in questi 5 anni. Per la prima volta l'anno scorso
quello che è il finanziamento del fondo sanitario è aumentato. Per legge dovremmo essere al 7% del prodotto interno lordo, adesso siamo al 6,6%, quindi siamo sotto la soglia di sostenibilità, cioè vengono messe in discussione le cure ai pazienti e di sicuro questo non dipende dalla Regione del Veneto, perché il fondo sanitario è nazionale. La Regione del Veneto fa il riparto ogni anno insieme alle altre regioni, ha un pro capite pesato, cioè a testa e in funzione dell'età, che vale circa l'8% del totale e ogni anno, adottando anche i costi standard in Regione Veneto, siamo riusciti a sostenere la sanità del Veneto, ripeto, essendo regione benchmark, e questo non lo dico io, lo dice il governo, erogando i livelli essenziali di assistenza, e questo non lo dico io, ma lo verifica il governo, rispettando anche per i parametri e i criteri destinati dal Ministero della Salute quella che è l'erogazione delle liste d'attesa, rispettandola, ci sono 44 parametri su 100, qui fa riferimento all'erogazione e quindi le liste d'attesa, la corretta erogazione. Detto questo... Comunque sui costi standard del governo non c'entra nulla, è una decisione delle regioni e da 3 anni, una volta è stato applicato il costo standard, tanto che abbiamo ricevuto anche qualche milione in più, altre volte invece sono le regioni stesse che preferiscono i costi storici. Non è certo quindi, la regione del Veneto che preferisce i costi storici. Però non dire che è colpa del governo, è l'accordo tra le regioni che non viene fatto, non è certo, per cui invece dei costi standard si preferisce il costo storico. Non è certo la regione del Veneto chiaro? Che non vuole applicare quindi, i costi standard, i costi standard ma ci sono le altre regioni che con i costi se le regioni standard, si trovano tipo la Campania che ha portato a casa quasi 1 miliardo siccome la regione Veneto è quella che coordina le altre regioni, ha più responsabilità di altri. No signore, la regione Veneto coordina la commissione salute, esatto, ma il riparto viene fatto nella conferenza dei presidenti. Spiace per te, dovresti frequentare di più. Ecco, detto questo, o interessarti di più. Detto questo, è vero che il ticket, il balzello di 10 euro è stato messo e ha creato questo dislivello fra l'erogazione del pubblico e quella del privato. È un balzello, è una vera e propria tassa. I ticket li mette Roma, a differenza di quello che pensano i cittadini che li mette la Regione. Questo ticket aggiuntivo l'ha messo Roma. I 10 euro, chi è che l'ha messo? La regione, scusami, lo Stato ti dice che tu devi mettere un ticket aggiuntivo, ma tu, tanto è vero che voi, giustamente, per un verso, l'avete modificato il ticket, perché fino a 29.000 euro è 5 euro, oltre di quindi potete tranquillamente spostare la soglia più in alto o ridurre la percentuale. Quindi sarebbe possibile ridurlo? Sarebbe evasione fiscale perché è un'imposta messa dal governo centrale. 5 euro allora fino a là non è evasione fiscale? A parità di gettito, a parità. Io ho dovuto garantire la parità di gettito, l'ho modificata a beneficio... perché se non mettevate il ticket rischiavate il commissariamento, se era in deficit. Guardate che lei dice la stessa cosa, a parità di gettito, lui dice sposta e... Scusate, allora quello è un ticket, una tassa... I soldi a chi vanno? Scusami. Al governo centrale vanno. Dei 10 euro del ticket? Sì signore. Sì, signore. Allora, Elena, mi sembra di capire. I Veneti hanno dovuto assorbire anche quelli che sono gli esenti delle altre regioni. Sì, allora... Fatela spiegare al Ministero dell'Economia e Finanze. Allora, non è così. È così. Per la tassa l'ha messa il governo centrale, il Veneto l'ha subita e andava a rimpinguare quello che è il fondo nazionale, non regionale. Sì, l'ho sempre stata modificata. Ma cosa c'entra la modifica? A parità di gettito puoi fare quello che vuoi. Potete scegliere di farla pagare redditi più alti invece quelli più bassi. Certo che l'abbiamo modificata, 5 sotto i 29.000 e 10 sopra i 29.000. Di non farla pagare fino a un certo reddito. Ma ci deve essere la parità di gettito. Perché avete messo il ticket multiplo? Ci deve essere la parità di gettito. Perché avete messo il ticket multiplo? Perché non vuoi ascoltarmi? Allora, tu ascolta me, perché avete messo il ticket multiplo? Tu sai che quella tassa lì di 10 euro l'ha ripresa, l'ha rimessa in moto, domanda, l'ha rimessa in moto perché Tremonti. Un cittadino a cui viene fatto un prelievo, se ha più di 8 esami bisogna fare più ricette rosse e deve pagare 10 euro per ogni ricetta rossa. Perché
l'avete messo il ticket multiplo, per cui io devo pagare più ricette rosse per un prelievo. È solo una questione tecnica, si può modificare. E questo ti ha obbligato il governo? Scusa, no, quella del governo è una tassa. Allora, tu lo sai che abbiamo approvato... Consigliere Pipitone, è una tassa. Tu lo sai che il Consiglio regionale 2 anni e mezzo fa ha approvato una mozione all'unanimità, compresi i tuoi compagni di partito della Lega, dicendo di togliere il ticket multiplo, dicendo che se fa un prelievo devi pagare un ticket. E perché non l'hai applicata quella mozione? Non rispondi. Detto questo, questa è la domanda, vediamo se risponde, se no passiamo a un altro tema. Tutto è perfettibile, ma tu non puoi dire che il ticket di 10 euro l'ho messo io. No, quello l'ha messo il governo. Te l'ho detto che è su indicazione del governo, ma tu non su indicazione, su imposizione del governo. Togli il ticket multiplo, e voi togliete i 10 euro. Togli il ticket e multiplo magari evitate di tagliare 2 miliardi 350 più 1 miliardo per quest'anno. Vedi, è troppo comodo girarci attorno alle cose. Più 800 milioni del governo Letta. Sai qual è il problema drammatico? Sai quanto è che i cittadini oggi si pagano la salute. Poi oggi tutti i cittadini ci paghiamo la salute in Veneto. Prima le tasse. Capito? Certo, prima le tasse. E poi se riescono la salute. Questo è il dramma. È vero, io ho sempre votato contro le vostre manovre. Ho sempre votato contro. Avete approvato una manovra vergognosa di 41 milioni di euro di bilancio. Dove? Assessore adesso, da fare accappellare la penna. Sto parlando del governo centrale. Non avete il governo centrale. Sono le mie tasse che avete dato. 100.000 euro al Bardolino per la festa dell'uva. No, non andiamo in politica generale, Pipitone, no. Parlando di sanità. Fermila, parliamo di sanità. Sto parlando di sanità. Sono soldi che puoi dare alla sanità quelli, tu lo sai benissimo, agli extralea, li puoi dare. Io sto parlando di sanità. Alla riabilitazione, li puoi dare. Io sto parlando di sanità e i tagli in questi 5 anni vengono dai vostri governi. Non facciamo la storia l'anno scorso, ma smettila, non ci crede nessuno. Fermo, devo dare la parola a Livieri che deve intervenire, abbiate pazienza. E finanzi con i soldi della festa dell'uva di Bardolino, ma fammi la Sono scatenatemi altri che Spagna, prego. Per fortuna che la sanità gode di buona salute, vero? Appunto. Appunto. Per fortuna. Immaginate dove non è così. No, fortunatamente in Regione Veneto la sanità gode di buona salute, questo va detto, va sottolineato. Non c'è dubbio. Come non lo abbiamo ammesso tutti. Non fare meglio. Stiamo cercando di sopperire a tagli e vedere dove si può migliorare, perché anche come la notizia che è stata letta, che poi vedrà l'intervento anche del sindacalista, è di questo accorpamento, tagli di USL. Allora vedono il personale che si sente un po' destabilizzato, cittadini che non riescono più a capacitarsi bene, fasi ancora attuative. Vi manca un direttore sanitario qui che ci deve dare la sua, perché ha visto un caso particolare che ci interessa anche affrontare con il suo supporto, proprio alla luce di quanto abbiamo detto della riforma sociosanitaria. Solo per fare una piccola parentesi, si parlava dei problemi che sono legati soprattutto alle liste d'attesa. Se andiamo a verificare, le liste d'attesa sono più lunghe dove ci sono le grandi strutture ospedaliere. Quindi se accorpiamo le ASL, rischiamo veramente di allungare ancora di più i tempi, e questo è un disservizio nei confronti dei cittadini. I cittadini non vogliono questo. Io abito a Campagnaluppia, un paesino tra l'area del Piovese e della Riviera del Brenta, quindi ASL 13 e ASL 16 di Padova. I miei cittadini molto spesso, anziché recarsi nell'ospedale di Dolo o di Mirano, preferiscono andare a Piove di Sacco, un piccolo ospedale, perché lì le liste d'attesa sono 1/10 di quelle delle altre strutture. Questo significa che il piccolo ospedale lavora e funziona bene. Questo non significa che l'ospedale piccolo deve avere la possibilità di garantire tutti i servizi. Nell'ASL 13 noi abbiamo un piano sociosanitario che ci dà delle indicazioni ben precise. 2 ospedali, Mirano e Dolo, uno ha caratteristiche soprattutto specialistiche chirurgiche e uno ha specialistiche mediche, medicina interna. Quali mediche? Tutto ciò che è legato alla medicina, tutto ciò che è legato alla chirurgia su Mirano. Perfetto. Ecco, la difficoltà è capire però il procedimento, perché già noi amministratori abbiamo qualche difficoltà, i medici anche, perché è una innovazione per il territorio, è un cambiamento epocale. Però questo può essere anche un'opportunità anche per creare delle economie. Sulla carta è dal 2013 che c'è scritto ospedale chirurgico a Mirano e ospedale internistico a Dolo. Però dallo scritto alla realizzazione il tempo sta passando,
stiamo arrivando a fine, siamo a metà 2015 oramai, il piano doveva essere già operativo per fine 2015, in realtà un po' perché mancano le risorse, un po' perché c'è molto anche ostruzionismo su tutto ciò, vediamo che le cose stanno andando per le lunghe e questo non ci favorisce, cioè il piano c'è, sulla carta c'è, non è ancora avviato, siamo nella fase di partenza. Perché? Cioè, perché? C'è molta burocrazia innanzitutto perché giustamente la Regione, vediamo anche dagli interventi di poc'anzi, cioè stiamo qua a discutere del ticket di questo, di quell'altro, in realtà c'è bisogno anche di snellire la burocrazia, di dare gli input e la possibilità anche ai direttori generali di realizzare il piano sociosanitario. Perfetto. Mettiamoli nelle Nella condizioni. vostra USL è stato previsto anche una struttura intermedia. Questo è un esempio. Stiamo cosa... parlando di medicina del territorio, il territorio aveva fatto delle scelte, io lo scorso anno ero presidente della conferenza dei sindaci, avevamo optato che la struttura, un country house, un ospedale di comunità con 40 posti letto, venisse inserito. Cos'è l'ospedale di comunità sostanzialmente? È un ospedale territoriale, cioè Perfetto. Quando uno ha una lunga degenza... La famosa lungodegenza esatto. Non è più ospedaliera ma andrebbe in un'altra struttura, una struttura adeguata. Apposita. Perfetto. Sì, no, ma io ce lo faccio per spiegare a chi ci ascolta. In parole povere, ecco, perché poi la cosa è molto più complessa. Il post-acuzia, insomma, la fase successiva alla dimissione dell'infarto della madre. Esatto, bravissimo. Prego. Questo devo dare la parola anche al direttore. Ecco, su questo la conferenza ha fatto una scelta a giugno dello scorso anno di inserirlo nella struttura, una casa di riposo realizzata anche da breve, perché è un paio d'anni che è aperta, quella di Noale, e adesso ci ritroviamo invece che il Consiglio regionale con un emendamento mette in discussione quello che il territorio ha deciso, e stiamo parlando di un ospedale del territorio, una struttura del territorio. E deve essere il territorio che si esprime su questo. Dottor Camporese, a questo punto entra in gioco lei, cioè ci spieghi un attimo, questo è un esempio, perché la gente ha bisogno di esempi concreti, per cui lo spieghi un po'. Certo, cosa avviene? Avviene proprio questo, dopo un percorso di 2 anni e mezzo, perché approvazione del piano sociosanitario, approvazione delle schede di dotazione ospedaliera, come ha detto l'assessore, percorso in conferenza dei sindaci, 17 sindaci all'unanimità che decidono i posti letto di strutture intermedie dove vanno 40 nella RSA di Noale, 20 a Dolo, 20 al Mariuto di Milano, 20 a Scorzè, va bene? Piano aziendale dell'ULSS che recepisce questo e definisce tutto quanto. Approvazione di nuovo in giunta regionale, percorso finito, 2 anni e mezzo di percorso. Fra pochi giorni doveva entrare il primo paziente, i primi pazienti, stavamo proprio definendo con la struttura medica dell'ULSS gli ingressi, abbiamo assunto parte di dipendenti, 35 persone, alla vigilia di Pasqua, un emendamento, 3 righe, in 5 minuti, distrugge questo percorso e dice non vanno più nella RSA di Noale, vanno all'ospedale di Noale. Allora, che però ha dei problemi strutturali. Attenzione, ma adesso le dico, allora, qui ho sentito tante belle cose. Ecco, abbiamo parlato di sanità, di accorpamento, di riduzione di costi, di spese, di riduzione di ULSS, di liste, eccetera. Allora, io voglio solo dire questo ai consiglieri che sono qui, di tutte le estrazioni, perché non è un problema di destra, di sinistra, di centro, rossi, bianchi, gialli e verdi, quello che volete. Però dovete spiegare ai cittadini com'è possibile che un percorso di 2 anni e mezzo venga vanificato in questo modo in 3 minuti. Com'è possibile che sia stato definito questo percorso e poi, mi passi il termine, ce ne strafreghiamo dei sindaci e va bene così, si fa un emendamento in questo modo. Dovete spiegare anche perché gli amministratori, a quanto ne so io, hanno la responsabilità, no? Il compito e il dovere di spendere le risorse come si deve e tutti quanti sappiamo come siamo messi. Lei che idea si è fatta, come mai? Lei che idea si è fatta? Purtroppo, vede, noi siamo stati, io credo questo, sa, perché la casa di riposo di Noale, che è stata visitata da tutti, anche da Claudio Singaglia, no, è venuto a vederla e ci ha anche aiutato.
insieme a forze dell'altro, del PDL, della Lega, di tutti, cioè ha visto la struttura. Allora, io penso che siamo entrati in una situazione partitica, locale, che ha delle situazioni storiche vecchie di cui non conosciamo perché non le conosciamo, ma che hanno creato una situazione di questo tipo che è inspiegabile anche da un punto di vista economico, perché andate a vedere l'ospedale di Noale come è messo. Allora, l'emendamento parla di 20.000 euro, ma dico, ma siamo ridicoli, ma neanche le tinte. È una struttura anni 60, non ci sono le norme antisismiche, non ci sono le normative che prevede l'ospedale di comunità, i bagni nelle stanze, i ricambi d'aria. Ci vogliono milioni di euro per pensare di metterlo a norma, ma per far che cosa? Un ospedale di 40 posti letto? Allora, la vostra struttura quanto costerebbe? Cosa abbiamo detto finora? Perché Direttore, lo spieghiamo ai cittadini per capire, siccome abbiamo parlato anche di conti con l'assessore, i costi, costo da una parte e costo dall'altra. Guardi, allora, gli ospedali di comunità... Non è che costa di più il vostro? No, l'ospedale di comunità per norma regionale, perché vale per tutti. L'operazione generale del Consiglio regionale, che io dico è stata una bella cosa, è vero, è un bel piano sociosanitario, perché le strutture intermedie nascono, ed è una cosa bella, importante, ma non perché non sono di parte, ma 1200 posti letto sul territorio nelle ULSS che vanno a dare la risposta a quel tipo di patologia che sono i post acuti, come diceva, è la risposta più bella che c'è, più bella, meno costosa. La Regione ha definito 117 euro al giorno, uguale per tutte le strutture, che siano a Noale, che siano a Campo San Piero, che siano a Padova, che siano a Vicenza e Belluno. 117 euro al giorno contro quant'è il costo ospedaliero. Quant'è? Lo devo dire io? Si era fatto? Dai 400 ai 800. Allora, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Qui abbiamo, e vi invito, venite tutti, valutateci, valutate la struttura. Se è meglio portare questi posti letto nella struttura che già c'è, e passatemi un po' di presunzione, perché sono un po' presuntuoso su questa. È la struttura di riferimento del Veneto, perché noi da notte con l'infermiere, con l'iPad da sola, controlla tutta struttura. Noi siamo là. Da casa il familiare si collega e parla nel suo letto con la persona. Siamo lì, venite a vederla. Giudicate. No, lo devo capire. Opportuno, dove ci sono, perché? Valutate. Tutti, venite. Se è opportuno portare questi posti letto lì, pronta domani mattina, no? A 117 euro, o se portiamo il paziente in quella struttura obsoleta, che è quella di Noale, che non può esistere, no? Spendendo non si sa quanti milioni di euro di investimenti, più i costi di gestione. Venite, valutate. Va bene, facciamo due riflessioni, devo dare la parola anche a... Chiarissimo, Lunghi, la faccio rispondere... riferimento a chi ascolta. Sì, dopo le do la parola. La storia dell'ospedale di comunità. Che sarebbe la struttura, sì, ho fatto parte del gruppo di lavoro della conferenza dei sindaci regionale su questo argomento. L'ospedale di comunità è un'innovazione veneta che riguarda questo. Quando un paziente può essere dimesso... Scusatevi, si sente il microfono. Allora, quando un paziente può essere dimesso dall'ospedale per acuti, ma non è ancora in condizioni tali da poter andare a domicilio con tranquillità, ma ha bisogno ancora di un certo periodo di monitoraggio medico e un'assistenza infermieristica. Non so, deve imparare a fare le medicazioni se è un laringetto mizzato, deve imparare a fare... O non sta in piedi proprio, cioè vive da solo. Potrebbe essere dimesso, non è da lungodegenza, che è un'altra cosa, perché da lungodegenza significa che va in un reparto dove sta per un lungo periodo. Questo è un paziente dimissibile che può andare a casa, ma che a casa non sarebbero in grado di gestirlo neanche con un'assistenza domiciliare protetta. Allora questo paziente può andare in un ospedale di comunità per un massimo di 30 giorni. Questa è la legge, quando ci siamo riuniti, questa era la norma. Senza spese 30 giorni. Senza spese per il paziente. 30 giorni, poi 25 euro al giorno fino al 30 giorni. La norma, quando abbiamo discusso, doveva essere che o il paziente poteva andare a casa
o il paziente non era che poteva mai andare a casa, doveva andare in un posto, in una casa di riposo per non autosufficienti, o doveva andare in una lungodegenza, o ritornava in ospedale per acuti. Casi eccezionali potevano rimanere ancora in ospedale di comunità, però contribuendo con una parte di spesa. Però non è l'obiettivo, perché sennò l'ospedale di comunità si trasforma 40 letti, 50 letti in una casa di riposo. Posso denunciare una piccola cosa? Denuncio solo una piccola cosa su questo. No, l'ospedale di comunità di Conselve, dove ci sono posti letto, chiedono il contributo di 25 euro al giorno dopo il 20° giorno. L'ho contestato. Bisogna non contestarlo, non bisogna fare sta roba qua, perché la delibera dice dopo 30 giorni. No, ma sono d'accordo. Ma siccome continua da mesi sta roba, dopo il 20° giorno non si chiede, si chiede dopo il 30° giorno. Abbiamo la conferenza dei sindaci giovedì e questa sarà una delle cose che chiederemo di ritornare indietro dopo i 30 giorni. Però non può essere la norma, perché se dopo i 30 giorni uno paga il 25%, cioè paga 30 euro, ci sta 2 anni, chiarissimo. Abita lì dentro, No, se non è autosufficiente. Prego. E non è possibile questo. Fermo là, no, ma l'ha detto che bisogna correggere assolutamente. 30 giorni, No, ce la parli. Seguire il percorso giusto. Sentiamo. Ma ecco, io devo fare una premessa. Intanto, veloce la premessa, perché breve. Qual è? Io ho ecco. partecipato alle famose 10 giornate a Montecchio Pregalcino. Ero presidente del CUPLE regionale, per chi non sa il CUPLE è il mondo del lavoro autonomo dei pensionati, 30.000 iscritti a Vicenza, 300.000 nel Veneto e 3 milioni in Italia. Io ho partecipato attivamente a questo. Mi pare che quello che abbiamo elaborato nel piano sociosanitario in quelle 10 giornate faticose con tutti, è stato poi sostanzialmente approvato dal Consiglio regionale. Quindi voi siete d'accordo su quanto... Questo è il punto fondamentale. È un buon piano, lo dicono tutti. Vi sono problemi invece dopo. Nella fase attuativa, quindi. Cioè l'applicabilità. Cosa abbiamo detto a Montecchio Pregalcino, chi era presente, compreso l'assessore? Abbiamo detto c'è la necessità di ristrutturare da un punto di vista ospedaliero. Richiesta di diminuire 1.500 posti letto negli ospedali. Deve essere solo per acuti, dove ci sono i doppiaggi, sono quelli che sono quelli del secondo livello ospedaliero, si cerca di evitare. Cito un caso, Valdagno e Montecchio, 18 km, c'erano 2 che facevano tutti quanti ortopedia, tutti e 2, e ancora adesso ci sono problemi. C'era anche Cittadella Campo San Pietro. Si vedeva di vedere a un determinato momento una ristrutturazione ospedaliera su questo, ma si è detto tutti, perché l'avete detto voi poi, e noi abbiamo condiviso e lavorato in questo senso, anche dopo. E cioè che o si affronta il decentramento da un punto di vista territoriale o se no salta il piano sociosanitario. L'abbiamo detto tutto, l'ha detto Mantovani, l'ha detto anche lei quando era presente, l'abbiamo detto tutti, questo non è avvenuto. Non è avvenuto, scusate, sulle medicine del gruppo integrato avete fatto 5 delibere, 5, una è quello del piano sociosanitario che dice medicina del gruppo integrato, non parla di rette e di altre cose, parla medicina del gruppo integrato, questa è la realtà. Avete fatto una delibera dove dite a tutte le US, le 22 US, salvo mi pare quella, una di Verona che noi ha fatto, fatti i piani di presentazione di medicina del gruppo integrato. E questi piani che sono stati mandati in regione, tenga il microfono se no non si sente. Che sono stati mandati in regione, prevedevano 1565 che dovevano essere in gruppi semplici, perché allora prendevano i 10 euro e 10, e sono i 5-6 medici, eccetera, fanno le 9 ore, le 10. Poi c'era medicina del gruppo integrate, altre 1053, la rete, su indicazione vostra che avete fatto su questo, solo 293 e 168 delle UTAP. Si è fatta una seconda delibera della giunta regionale del 30 Se arriviamo alla sintesi perché la gente dopo non mi segue più, lei dica la sintesi, che cosa succede? La sintesi è questa, che avendo accolto e dato finanziamento a rete siamo passati da 1565 a 1105, quella integrata da 1000. Quindi voi che cosa chiedete adesso? 1083 a 500 e tanti, e sono aumentate quelle dei rete 293 a 1452. Questo è stato l'errore fondamentale. Non c'è stata la volontà politica e abbiamo detto o facciamo questo o se no altrimenti non passa la questione dal punto di vista
di efficacia del piano sociosanitario regionale. Ha ragione lei per quanto riguarda la questione che riguarda gli ospedali comunitari. Abbiamo dato proprio con quella precisazione delle cose, precisa su questo. Allora dopo c'è stata fatta un'altra delibera ancora, dopo c'è stata fatta un'ordinanza da parte del direttore generale della sanità del Veneto e adesso si è ripercorso sulla cosa. Non è questione di soldi, perché io vi posso dimostrare qua, anche se non è stato finanziato dalla Regione, la ULSS che abbiamo, quella di Tiene, ha raggiunto l'85% di mezzi che sono in medicina del gruppo integrata, il resto è Quindi è l'unica che è stata attuata al meglio, va bene. Sono 140.000 assistiti e sono 102 medici che funzionano su questo. Scusa Ferri, medicina di gruppo vuol dire che hai un presidio territoriale, i medici si mettono assieme su una struttura unica con integrazione anche di altre specializzazioni. Invece la rete vuol dire che i medici stanno al loro posto e si collegano dal punto di vista informatico, è molto diverso, perché un conto è avere un presidio, un conto è avere quello che diciamo per quanto riguarda le liste d'attesa. I risultati in quelle US è che le liste d'attesa sono rispettate per quanto riguarda sia gli 8 giorni, sia i 3, sia per quanto riguarda... Quindi solo la situazione gli altri. Non solo, ma ci sono risparmi economici, dobbiamo dirlo, perché oltre al risparmio economico i 1500 posti letto, fate il calcolo per 600 euro al giorno, quanti soldi sono? Sono 250-260 milioni, sono 260, in meno. Va bene, ecco, e ora su questo, scusate una cosa, no sì, perché sono dati questi, scusi, si è passati per quanto riguarda la farmaceutica da 156 a 131 i dati che avviano, per quanto riguarda le prestazioni nette specialistiche da 4,9 a 3,6, per quanto riguarda il tasso di ricoverabilità da 144 a 117, risparmi enormi. Benissimo. Su questo non è stato aiutato e anche la delibera che avete fatto adesso. La delibera, se date soldi alle rete è difficile che la rete venga poi in medicina del gruppo integrata. Cioè, questa è la realtà. Vabbè, allora c'è una sinergia chiara fra la regione e il territorio per portare avanti queste cose, o se no voi altri farete ancora sempre continuamente delibere, siamo alla quinta delibera su questo. E quindi dovete prendere atto di questa stop là, passi la parola a lui che dopo l'assessore deve rispondere anche Lunghi a queste obiezioni. Siamo sintetici perché sennò la gente non ci segue, anzi no, mi hanno detto che c'è della pubblicità. Allora do la parola a lei, giuro, dopo la pubblicità, perché se vi dilungate troppo non vi seguono da casa, si perdono, mi hanno detto che siamo troppo... Allora, comunque va benissimo, pubblicità pochi secondi, poi torniamo con voi.